quando ho la possibilità di avere presente qualche musicista, insomma qualcuno che suoni dal vivo per fare quella che chiamiamo la controsigla. In questo caso al pianoforte elettronico era Gabriele Melilli, ci darà poi qualcosa in più il professore Stefano Tesè di questa bellissima, cos'era, un'ouverture, un valzer di Chopin, questa era, vi fa capire un po' la mia grande cultura musicale. Ben ritrovati ancora su Televideo Agrigento, in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, l'LCN 92 del digitale terrestre. Ci vedete il mercoledì sera in prima serata e poi durante il corso della settimana nei vari appuntamenti del nostro target, che ancora per questa settimana vi tiene compagnia e spero che ci accompagnerete per quest'ora circa della nostra trasmissione. Come in ogni occasione vi proporremo dei piccoli grandi spaccati di quella che è la realtà del nostro territorio, piccoli grandi appuntamenti, personaggi, associazioni, insomma tutto quello che è giusto che sia amplificato dal mezzo televisivo e che raggiunga più persone possibili. Ancora una volta vi presenteremo delle varie realtà del nostro territorio, come appunto è stato l'inizio della musica. Ma prima di proseguire con questa discussione è giusto che vi presenti gli ospiti della puntata odierna di Target, è la numero 31 della stagione 2018-2019. Iniziamo dalla mia sinistra, lui è il maestro Vincenzo Patti, tra le tante cose è anche il direttore artistico della manifestazione Profumo di Primavera. Continuiamo con due gradite ospiti in una doppia veste, poi vi dico il perché. La bionda simile Raffaella Carrà e Simona Carisi, lei è un medico, e accanto a lei Angelita Butera, che invece è una biologa. Si continua con una professione ma anche un sindacato, insomma, l'ordine non è propriamente un sindacato ma comunque è un rappresentativo dell'associazione, l'ordine degli infermieri della provincia di Agrigento, il presidente è Salvatore Occhipinti. Stefano Tesè l'avevo già interpellato prima per farmi così da ponte con il valzer di Chopin, lui è componente del comitato tecnico di Euterpe e poi ancora un ospite musicale, il cantautore Francesco Cremone. Bene, dicevamo Stefano Tesè, Gabriele Melilli è uno dei ragazzi di Euterpe? Sì, allora, è doppiamente di Euterpe, in quanto ha partecipato fuori concorso alla rassegna Euterpe e poi quest'anno invece a pieno titolo ha partecipato al concerto dell'ultima giornata di Euterpe, che è stato dedicata all'orchestra scolastica regionale. Per chi non lo conoscesse, ma credo che sono ancora pochi, Euterpe è una bellissima manifestazione che si tiene nella Valle dei Templi e che vede qui ad Agrigento la presenza di studenti di tantissimi istituti ad indirizzo musicale che fanno festa e anche concorrono, perché è anche una gara, Stefano. Sì, certo, concorrono, però concorrono in maniera sana, ecco, anche perché noi da tempo ci siamo dotati di un sistema di valutazione, di osservazione, per cui ci sono delle motivazioni che vanno date alle scuole, in cui vengono estrapolate le peculiarità delle scuole, quindi non c'è un punteggio, diciamo, freddo, ma di ogni scuola viene tenuta in considerazione appunto le caratteristiche degli strumenti, la scelta del repertorio, la difficoltà tecnica, le capacità espressive e via discorrendo. Bene, parleremo di quella che è stata questa edizione, che era la numero? La 15ª. La 15ª edizione di Euterpe. Conosciamo anche gli altri ospiti. Vincenzo Patti è stato più volte ospite nella nostra trasmissione per le sue molteplici attività, non ultimo proprio come direttore artistico di Profumo di Primavera, che inizierà giovedì proprio, inizierà adesso. Inizierà domani per chi ci vede oggi, per chi ci vedrà giovedì inizierà giovedì.
Un breve accenno di cos'è Profumo di Primavera? Ma è una rassegna d'arte e cultura che comprende diverse sezioni, pittura, scultura e fotografia, e poi nel corso di tutta la manifestazione, perché parte giorno 16, giovedì, domani, ma si conclude giorno 21, sempre di maggio. Quindi una rassegna molto ricca e variegata, perché all'interno della quale ci saranno presentazioni di libri di diversi autori, locali e non. Abbiamo una mostra fotografica che praticamente coinvolge tantissimi pittori di Favara e della mia scuola, l'Accademia Comunale Arte, Cultura e Legalità. Il profumo, il profumo di primavera, perché è dato da che cosa? Dai colori? Soprattutto dai colori, certo, evidentemente. Però volevo dire che domani, giovedì, durante l'inaugurazione, fra le tante cose, faremo un'analisi più dettagliata per quanto riguarda la maxitela, quella che noi abbiamo dedicato in occasione dell'11ª edizione della Festa della Legalità. Bene, parleremo di questo e di altro nel corso del nostro incontro. E poi, dicevo, queste due bellissime professioniste, un medico e una biologa, Simona e Angelita, due professioniste innanzitutto, ma anche un po' due eccentriche artiste. Parleremo della doppia veste, ma prima il medico, Simona. E allora, il medico, io sono anzitutto un medico divulgatore, cerco sempre attraverso la parola e la buona comunicazione di far arrivare nelle case, tra la gente, quello che è davvero il concetto della prevenzione, parola che molti sconoscono in realtà. È facile dire prevenire è meglio che curare, ma è diventata una frase così fine a se stessa che in realtà nessuno dedica l'attenzione che meriterebbe. Ancora si muore tanto, abbiamo un allungamento della vita media biologica che purtroppo sta inoltrando e portando alle inabilità e alle disabilità, e quindi per evitare tutto questo dovremmo conoscerci un po' meglio, amarci un po' di più, coccolarci e cercare di cambiare lo stile di vita. Per addolcire la pillola, come fanno sempre i medici, questa comunicazione può avvenire anche attraverso il teatro. Angelita Botera. Sì, può avvenire anche attraverso il teatro, in allegria, per insomma, mettersi in gioco al di fuori della nostra professione. Una professione che insomma, vuole forse un po' più di attenzione. Ogni professione è importante, ogni professione è giusta, però quando parliamo di ambito medico e ci dobbiamo confrontare con il nostro paziente, sicuramente ci vuole anche, oltre che professionalità nel proprio campo, anche una buonissima dose di psicologia, o no? Bisogna sempre mettersi dalla parte anche di chi si sta davanti, con chi abbiamo a che fare. Io nel mio ruolo sono una biologa, all'interno della divulgazione medico-scientifica mi occupo anche di donazione di midollo insieme alla dottoressa Carisi, facciamo divulgazione, qual è il giusto approccio che devono avere i ragazzi che sentono parlare di donazione di midollo. È un elemento importante, importante, dire una cosa, prego. Hai detto una cosa importante, importantissima. Infatti un giorno lo psicologo e il medico si incontreranno e guardandosi negli occhi capiranno in quel momento di aver studiato la stessa cosa. Bene, parleremo di questa vostra importante missione, tra virgolette, ovvero quella di divulgare la donazione del midollo osseo, ma anche del vostro ruolo di attrice, insomma, che so che sta riscuotendo tantissimo successo. E passiamo a Salvatore Occhipinti. Mi duole di aver detto che l'ordine è un sindacato, assolutamente, insomma, l'ordine rappresenta la professione, eventualmente il sindacato è composto in questo caso da infermieri per avere, insomma, la controparte, ma non siamo qui per parlare di sindacato, almeno in questo momento, ma dell'ordine degli infermieri che dovrebbe racchiudere un bel numero di persone. Salvatore. Allora, noi nella nostra provincia abbiamo 3.600 iscritti tra infermieri e infermieri pediatrici. Mi prendo una parte del discorso appena detto
dai due che ho qua alla mia destra, dico i due perché ci conosciamo, Simona ha fatto la presentazione durante la manifestazione, il convegno che abbiamo tenuto il 10 e l'11 maggio scorso, per dire che noi come Federazione Nazionale abbiamo approvato un codice deontologico dove c'è anche una frase sottolineata che è la relazione di cura e tempo di cura. Anche perché io sono convinto, anche per esperienza personale, che il medico è importantissimo, però durante per esempio il tuo arco di degenza in ospedale il medico ti vede 10 minuti, l'infermiere ti vede il restante 23 ore e 50 minuti, insomma, quindi diciamo che da una parte è un ruolo importantissimo. Hai detto bene, perché la presa in carico è proprio una competenza specifica dell'infermiere, e con questo termine che è la relazione di cura e tempo di cura vuol dire che bisogna prestare molta più attenzione all'aspetto anche psicologico, relazionale con l'utente, e che tante volte non è neanche il parlare, è l'ascoltare, perché prestare un pochettino di tempo in più accanto all'ammalato per sentire anche le doglianze dello stesso, e questo aiuta tante volte a guarire prima. Bene, parleremo di questo importante convegno di cui tu avevi accennato prima. Conosciamo anche il nostro ospite musicale, il cantautore Francesco Cremone, e con lui salutiamo anche i tantissimi telespettatori che ci vedono da fuori confine, da fuori Italia. Francesco, tu vieni dalla Germania? Sì. Però diciamo sicilianissimo a tutti gli effetti. Sono nato a Rabbateggio. Ah, ecco, quindi la tua origine agrigentina. Una breve presentazione di te proprio, Ecco, Francesco. allora, noi siamo nati con un padre componista, ha composto molte canzoni folcloristici, suonava il fischietto col gruppo di Palermo, ha fatto molte cose con Licausi, il maestro Licausi, che poi ho suonato anche io a molti strumenti. Quindi ti ha trasmesso sì, questo gene, contagiato. ti ha contagiato. Sì, poi ho suonato anche la batteria col maestro Licausi molte volte. Io suono tutti gli strumenti. Ho provato prima con la chitarra, ma non maestri, senza maestri. Si andava nei proberam, come dice proberam? Sto a parlare più tedesco che italiano. In autodidatta, insomma, sei tu che sì, prendi lo strumento e giochi con esso. E questa cosa del componista è venuto pure col sangue proprio mischiato. Ho cominciato a comporre perché quando tu ti trovi in un altro mondo e lasci 12 anni di militare, perché ero militare anche, ho fatto lasci la tua terra e 7 ti anni trovi di sergente maggiore comandi ad allora. Agrigento, sì. Poi ho conosciuto una ragazza tedesca, all'amore. ero fotografo pure col fotostudio a Quadrivio Spinasanta assieme a mio fratello. Hai lasciato tutto? Ho lasciato tutto per amore, come viva quella l'amore. canzone di Gianni Moranti, l'amore ci ha cambiato la vita. Sì, a te l'amore l'ha cambiato in meglio, spero. Ti trovi bene in Germania, Francesco? Io per fortuna, quando ero giovane, a 15 anni, ero al liceo scientifico e studiavo tedesco per caso, perché la professoressa era così bella. Prima entra un professore per l'inglese e fa chi vuole studiare l'inglese? Io dico Mauro che è fetoso, è questo quello vuole. Poi entra una bella signora Müller e fa Good morning, ich bin Frau Müller. Adesso posso parlare bene, certo. Ma quando parlava lei non capivo niente. Appena l'hai vista te ne sei innamorata. Io allora ho guardato solo le gambe. io devo studiare l'inglese. Le gambe io, Il tedesco, tedesco, certo. Quello era un vecchio. E allora ecco, è finita così che quell'anno che ho studiato, vedi il destino, quell'anno meno male che ho conosciuto sta professoressa che era così bella. Il destino mi diceva Francesco tu devi fare un anno di tedesco, quanto poi ti trovi in Germania. Ti è servito quell'anno di tempo. Ecco. Bene, parleremo. Questi verbi mi facevano bene. Parleremo del tuo essere cantautore, delle canzoni che naturalmente scrivi, musichi e interpreti. Ritorniamo a Stefano Tesei, a questo meraviglioso progetto di Euterpe. Com'è stato l'Euterpe 2019, Stefano? Ma direi una bella e riuscitissima edizione, in quanto abbiamo avuto un bel numero come al solito di scuole che partecipano, qualcuno da fuori,
anche da oltre lo stretto, come ogni anno, non mancano le scuole che vengono fuori dalla Sicilia. E poi quest'anno mi è piaciuto particolarmente perché c'è stato un livello veramente alto di scuole che hanno espresso veramente un tasso espressivo, artistico veramente elevato, e poi la varietà. Cioè siamo passati da scuole con strumenti e strumentazioni diverse, con arrangiamenti diversi, a scuole che si sono dedicate a brani classici, altri più moderni, rock, e quindi diciamo che c'è sia l'aspetto della qualità sia l'aspetto delle caratteristiche stesse dovute agli strumenti che vengono utilizzati nelle... Fai anche il presentatore, quindi... Sì, vabbè, ma guarda, noi abbiamo imparato a scuola, che se ne dica, che dobbiamo imparare a fare di tutto, perché ultimamente sì, io ho spazio dal presentatore al facchino. Quindi sì, queste sono le cose che si vedono, le cose che non si vedono, se assolutamente sì, non mi posso lamentare, ma se non si fa così, tu lo sai meglio di me, non si può fare niente, e quindi poi ci dobbiamo adattare. Meravigliosa location del Tempio sì, di quella Giunone, è qualcosa che dà una marcia in più sicuramente. Assolutamente, quella è qualcosa che rende unica questa rassegna. Ce ne sono tante anche di qualificate, però forse in Europa ce ne sono pochissime che possono contare su questa cornice, su questo quadro, e poi la cosa bella che noi notiamo e che diventa un carattere fondante della nostra rassegna è il clima che si respira, probabilmente anche frutto della bellezza che respiriamo, perché tutte le persone che vengono lì, i ragazzi e i docenti, proprio notano questa atmosfera bella che c'è, non c'è una competizione, c'è un'atmosfera bella di comunicare, di stare assieme, di condividere momenti di bella musica, momenti di arte, momenti di serenità, e che ci danno proprio la dimensione di quanto possa essere anche bella l'esperienza musicale della scuola fatta con i ragazzi e con i docenti. C'è qualcuno che hai visto così, insomma, tra le righe, che potrebbe eccellere in un prossimo futuro? Ma guarda, noi abbiamo ragazzi veramente dei talenti, assolutamente. Noi abbiamo avuto ragazzi che si sono esibiti da solisti, ma anche come componenti dell'orchestra, delle nostre orchestre, ma anche dell'orchestra questa scolastica di cui ti parlavo, che è un esperimento bellissimo di cui fa parte anche Gabriele. Sono ragazzi che già tu li senti suonare, se chiudi gli occhi suonano meglio di alcune orchestre di professionisti, quindi diciamo che abbiamo delle potenzialità incredibili. Abbiamo peraltro un gruppo docenti, quello dello strumento musicale, che storicamente sono dei docenti molto appassionati, che hanno tantissimo entusiasmo e che lo riescono a infondere anche ai ragazzi. Poi parlavi dell'orchestra scolastica regionale. Sì, questa è prendete uno per ogni provincia, insomma, così, allora, no, coinvolgete un po' tutti, no? Allora, no, assolutamente, è stata fatta una selezione piuttosto dura di questi ragazzi. È stata fatta una selezione alla quale hanno partecipato mi pare che 250 ragazzi provenienti da tutte le province siciliane, ragazzi della scuola media, della scuola secondaria di primo grado e ragazzi del liceo. È stata fatta questa selezione, dopodiché sono state fatte delle prove che si sono tenute a Pietraperzia, che è la scuola Polo, e quindi sono state fatte delle produzioni. Una di queste è stata fortemente voluta anche qua da noi ad Agrigento. Prossimamente il 25 saranno ad Ortigia, una prestigiosissima anche quella location, e poi si concluderà addirittura a Taormina al teatro. Quindi una cosa molto bella. È stata faticosissima, perché tu capisci, far conciliare le esigenze organizzative per tutti questi ragazzi sparsi in un territorio vasto, e poi c'è una chicca, una cosa bellissima che da sé racconta quello che ti dicevo poco fa, la voglia di fare, la voglia di esserci. E noi abbiamo voluto e incoraggiato la presenza anche all'interno dell'orchestra di ragazzi che venissero da Lampedusa. Ebbene, un altro ragazzo venivano alle prove con quello che ne consegue, cioè si significa spostarsi con l'aereo, arrivavano a Palermo, c'era un collega che li prendeva da Palermo, li portava a Pietraperzia e il ritorno. Puoi immaginare
il sacrificio proprio di venire alla Vuol prova. dire l'amore che... L'amore, e questo di per sé ti dà la dimensione di quanto sia importante credere in qualche cosa di bello, in qualche cosa. E domenica è stata proprio la testimonianza di questo bello, perché i ragazzi hanno suonato in maniera egregia una partitura con degli arrangiamenti difficilissimi. Tra l'altro domenica c'era un pochettino di vento e qualcuno qua era presente, le nostre amiche erano presenti, e nonostante tutto, perché ogni tanto volava pure qualche leggio, però ti posso dire l'estrema professionalità di questi ragazzi, che imperturbabili loro continuavano a suonare, tra l'altro con strumenti delicatissimi come i violini, che non scherzano, i violini sono lo strumento più difficile in assoluto, è quello che subisce più le intemperie, e loro erano messi lì a suonare in maniera imperterrita. La musica è sicuramente uno degli elementi che salverà il mondo. Ma io devo dire di sì, perché questi ragazzi, io lo dico sempre, mi ripeto, ed è giusto che si ripeta, cioè, quando suonano assieme questi ragazzi incominciano a capire, a sperimentare una cosa importantissima, che è il rispetto delle regole. Cioè, perché in musica se non ci sono le regole non si può suonare. Faccio un esempio: noi possiamo suonare insieme tutte le note uguali, però se non adottiamo un codice, cioè il tempo e l'andamento, non abbiamo ottenuto niente. Cioè, una cosa bellissima può diventare qualcosa di sgradevole. E i ragazzi incominciano a sperimentare questo da regola, incominciano a sperimentare che alcune volte bisogna stare in silenzio, cosa che facciamo gli adulti non sappiamo fare. Alcune volte dobbiamo anche parlare sottovoce, altre volte dobbiamo essere tutti assieme, un corpo unico, altre volte bisogna rispettarsi, e questo è un insegnamento di vita che con la musica deve essere per forza, diversamente non si può fare musica se non si osservano queste regole basilari. Viva la musica e viva Euterpe. Bene, e sicuramente tra le cose che salveranno il mondo c'è anche l'arte, in primo piano la pittura. Il profumo di primavera del maestro Vincenzo Patti, abbiamo detto nella presentazione, racchiude tantissime cose. C'è la pittura, la scultura, c'è la lettura con la presentazione dei libri. E a proposito di presentazione, diciamo, cos'è? Descriverete nel dettaglio quella che è stata questa maxitela della legalità? Sì, perché durante, diciamo, la festa della legalità non c'è stato il tempo di poter fare un'analisi, diciamo, dettagliata. Ci siamo limitati soltanto a leggere la motivazione per la quale è stata realizzata la maxitela. Per chi non lo sapesse, la tela della legalità la realizzano gli studenti dell'Accademia d'Arte, Cultura e Legalità di Favara in occasione della festa della legalità, e rappresenta naturalmente in pittura quella che è la madrina della manifestazione. In questo caso era la chiesa di Favara, che è diretta anche da me. Lo sanno, abbiamo detto, sì, che sei il direttore di tante altre cose, però in questo caso diciamo, la regia ha voluto unire per far capire qual era la madrina, ovvero la chiesa di Favara. Perfetto. La manifestazione, tornando a Profumo di Primavera, ci tenevo a precisare, perché questo è importante, che è stata promossa come ogni anno dall'associazione Unitre Empedocle, retta egregiamente dal dottore Diego Caramazza. Questa è una cosa a cui ci tenevo. Per esempio giovedì ripresenteremo per la verità il libro di Salvatore Sciortino, che è un noto poeta dialettale. Lo abbiamo avuto anche in diverse occasioni ospite qui a Target. È perfetto, che ha pubblicato l'ultimo libro, tra l'altro io ho curato la copertina e qualche disegno interno, e questa volta ripresenteremo questo libro sempre a Castello, naturalmente con autorevoli personaggi, diciamo, addentro a questa materia. Abbiamo altre presentazioni come altri libri come Antonio Arnone, un altro autore, un professore in pensione, un professore che ha insegnato per tanto tempo presso il liceo Martin Luther King di Favara e che ha pubblicato qualcosa come 6 libri.
Addirittura molti di questi libri parlano del territorio, delle contrade di Favara, nonché delle miniere di zolfo. Sarà un'occasione per un Quindi, po' voglio ripercorrere dire, indietro quello che è quindi- stato il nostro recente passato e magari scoprire alcuni angoli che Perfetto. forse anche noi sono sfuggiti. Per esempio Carmelo Tinaglia, che è un altro autore che ha pubblicato con Medinova un libro, è un pamphlet di una novantina di pagine, e parla di Favara e parla soprattutto di una contrada molto nota che è Palmoliva, quindi lui si sofferma su questo quartiere e sembra praticamente un libro molto acquarellato, per usare il termine pittorico, che descrive con estrema chiarezza e con molta semplicità, diciamo, la vita del dopoguerra. Hai parlato di libri, ma Profumo di Primavera è anche pittura, Certo, e soprattutto pittura. Certo, quindi pittura, perché ci sono intanto gli allievi della scuola, dell'Accademia Comunale Arte, Cultura e Legalità, che quest'anno, visto che la Macchisi Tela l'abbiamo dedicata quest'anno in maniera particolare, perché negli anni passati, come tu sai, li abbiamo dedicato a tutte le istituzioni, e quest'anno invece il tema è stato Favara, l'abbiamo voluto dedicare a Favara. E difatti subito dopo, diciamo, l'inaugurazione di Profumo di Primavera, il quadro sarà donato alla città di Favara, ma sarà consegnato, diciamo, alla sindaca della nostra città. Un quadro fatto a più mani, ma che poi ha bisogno, insomma, un po' della regia, dell'assemblamento del maestro, no, certo. Vincenzo? È bellissimo tutto questo, perché intanto Quanti artisti hanno lavorato per fare questo? intanto facciamo un po' di chiarezza che questa scuola oramai è storica, perché è nata nel 1998, sono 21 anni di attività ininterrottamente, a titolo prettamente gratuita. L'Accademia Comunale non è un'associazione culturale, ma è una scuola comunale che per mia iniziativa, diciamo, ormai ha i suoi anni di attività. Questi 21 anni quante persone sono, diciamo che abbiamo sono anche, alternate? diciamo che abbiamo coinvolto operai, insegnanti, per esempio molti gli insegnanti che per migliorare la loro performance nel mondo della scuola hanno frequentato i nostri corsi di pittura. Ma abbiamo avuto un po' tutte le categorie, dei ragazzi, perché è importante soprattutto coinvolgere i ragazzi dai 9 ai 12 anni, e poi dai 13 anni senza limite d'età. Ma tantissime, non solo di Favara, ma abbiamo coinvolto tantissimi paesi della provincia di Agrigento, e premetto che nessuno ha pagato un centesimo né per iscriversi né per frequentare i corsi. E questo tutto ve ne dà a titolo sicuramente prettamente merito. gratuito. C'è qualcuno che mi dicevi, abbiamo parlato già altre volte con Vincenzo Patti dell'Accademia, che è venuta lì e non sapeva nemmeno cosa fosse il pennello, insomma. Sì, no? sì. Come per esempio mi capita tutti i giorni, ora sto facendo un altro corso. Ne parliamo dopo di questo, che non ti dico, è normale, perché anche a impugnare una matita c'è la sua regola. Certo, è vero che quando c'è la necessità, l'emergenza di volere subito disegnare eccetera, anche un pezzo di carbone preso così a caso può andare bene, però quando uno ha il tempo, come diceva il professor Tese, se ci vuole la sua armonia, le sue regole, l'orchestra non può andare così a casaccio, no? Quando uno però ha il tempo per poter fare le proprie scelte, deve scegliere le cose che si addicono di più. Per esempio anche per le matite non è che c'è una regola precisa. Sì. Per esempio bisogna usare delle matite di tipo B, matite morbide e non matite dure, perché visto che tu nella linea ci devi passare tantissime volte, se la punta della matita è dura si crea un zolcro sulla carta, e quindi già il disegno che l'Accademia proprio quindi già ti insegna, ma non solo anche questo, le cose più elementari, più basilari. Ti spiega anche e soprattutto la grammatura della carta, che è fondamentale, perché una carta robusta riesce rispetto a una carta con una grammatura leggera ad assorbire più pigmenti, cioè quelle che è più alto come gradine assorbe di più. Bene, una cosa bella veramente, poi vedere ma poi l'entusiasmo e l'amore. Ma la cosa fondamentale che stavo dicendo, poi io quando parlo dimentico tutto, c'è la cosa fondamentale riordina le idee. Attraverso il disegno ho capito, fra le altre cose,
che si può fare anche legalità disegnando. Dice come? Perché quando tu per esempio dedichi una tela a una istruzione, l'anno scorso l'abbiamo donata per esempio al comando provinciale dei carabinieri, quindi quando tu realizzi una tela, intanto parliamo che le dimensioni sono grandissime, sono 2 metri per 1,80 m, quindi la tela nasce, intanto tu gli fai vedere come nasce un telaio, come si costruisce un telaio, perché molto probabilmente vai dal negoziante ma quelle misure tu non le trovi, allora te le devi costruire. Già questo rapporto che tu metti la manualità è importante, perché se tu parli sempre le parole si dimenticano. E poi devi invece attuare, se tu fai che ci metti proprio le mani, fai di più, riesci a costruire, ti ricordi meglio delle cose che hai fatto, giusto? Quindi praticamente poi deve invece fare una ricerca dell'ente a cui tu stai lavorando per dedicare la maxitela. Certo. Quindi Del man soggetto mano che deve il soggetto che deve rappresentare, man mano che vai conducendo tutti questi lavori, nasce l'amore. L'amore nasce con la contemplazione. Se tu parlava quell'amico nostro cantante dell'amore, ma io veramente ancora non ho capito bene che cos'è l'amore. È una parola l'amore è contemplazione. Tu contempli, io per esempio in questo periodo mi sono innamorato delle mie pietre, quelle che ho in campagna, quelle che dipingo io, con cui riesco addirittura a fare un dialogo con loro. Giusto, parlare con le pietre, si può parlare anche con le pietre. E poi vengono anche trasportate nelle tue pitture. Quindi, poi parleremo anche di questa iniziativa bella che mi devi dire, ma me lo devi dire dopo. Me lo devi dire dopo, me lo devi dire adesso, perché io voglio coinvolgere adesso di nuovo Francesco Cremone, perché insomma abbiamo parlato di questo suo amore per tante cose, dell'amore principale che lo ha portato in Germania, ma l'amore per la tua terra natia è rimasto sempre, Francesco. La nostalgia è una cosa molto... No, non lo potete capire voi, perché andando via in una terra dove non parli tedesco, vero. è una cosa, guarda, difficile. Poi mia moglie è rimasta incinta di gemelli subito. Mio padre dice: Fetuso, te ne vai solo e torni in 4. E là io vivevo con la musica, non facevo altro che musica, suonavo tutti gli strumenti, ho trovato strumenti musicisti, abbiamo fatto gruppi, anche se non sapevo parlare, sapevo esprimere con la batteria, chitarra, armonica. Comprendevate comunque. Tutto, cantavo pure anche in inglese e mi sono arrangiato. Poi ho cominciato a sentire sta nostalgia della Sicilia. E tutte le canzoni che canto io non canto amore. A te Ronina Sciva, ad esempio, che presento stasera. Io parlo della terra Ronina Scivu molti anni fa e ogni volta che vengo, ogni anno, io non vedo, tutti parlano di musica, parlano di cose belle, la Sicilia, ieri sera ho sentito una canzone in siciliano che mi ha fatto quasi piangere. Dici: la Sicilia è bella, terra d'amore, non ci manca niente, abbiamo l'arancia, abbiamo i limoni, abbiamo le cose. E questi fitusi che buttano carta mezzo alla strada, io quanto passeggio alla spiaggia, perché tutti i giorni vado alla spiaggia, starò 10 giorni qua, sono andato in un hotel, non sono andato, io ho 10 fratelli e sorelle qua, sono andato solo nell'hotel per non disturbare nessuno, avere la mia pace, e ogni giorno vado al mare io. E se trovi qualcosa che va male, ti colpisce di più. No, non è quello il problema, intanto il mondo è cambiato. In Germania crescono le banane fra poco, perché io ho albicocchi e ho limoni, è una cosa incredibile. Io sto vedendo che c'è freddo a maggio, stamattina stavo morendo dal freddo, avevo la giacca a vento, il cappuccio e lo scialle. Infatti mi sono una frase fatta, non ci sono più persone di una volta. Sì, no, gli voglio dire una cosa. Allora ci sono tutti questi giovani che io l'ho visti e l'ho rimproverati pure, uno mi ha quasi sputato in faccia. E io ho detto: ma scusa, perché butti il bicchiere di plastica? Poi sento cantare a sta signora: la Sicilia è bella. Ieri mi trovavo nell'hotel e c'erano 2 signore austriache. Parlate tedesco? Sì, ci siamo seduti assieme. E mi hanno detto: ma perché dice la Sicilia è così sporca?
Ci ho detto domandi ai siciliani. Falla a capire. E poi sta storia che i padri non gli insegnano niente ai figli. Una volta davanti alla Paghi Poco ho visto un signore, un vecchietto, esce dalla macchina, piglia un pacchetto di sigarette e lo butta a terra. Ci ho detto scusi, gli è caduto un pacchetto di sigarette, dico. L'ha piegato così. Ah, si è vergognato, lui l'ha preso. E poi ci ho detto, ma così gli insegna, dico, ai figli, dico, a buttare la carta. Noi in Germania, ci dico, io mi vergogno. Prima facevo pure io così, ma non c'era tanta carta prima e tanta plastica. Quindi, oltre a essere cantautore, sei anche questo canto io nelle mie canzoni. Osservatore della società. Io me ne accorgo di più, voi vivete qua e siete proprio congelati in questo territorio e non fate nessuna pubblicità. In questi programmi dovete parlare pure. Ma comunque scusi, ci sono le persone, ma io non vedo cambiamenti. Troppo svogliate. I sindaci se ne fregano. Invece di fare lavorare molti giovani che questo parlo nelle canzoni io. I politici non ci interessano altro che rubare soldi. Vediamo allora come tu descrivi in questo videoclip, in questa tua canzone, siciliano. A terra un nascivo. Prego Piero. A terra un nascivo, un sole che perdevo, dove sta? A me città, dove sta? L'umaria così pulita, lisciati con i capi, dove sta? Mi scarpe rattoppati, lo sciavolo di fumeri, dove sta? Menando mi chiamava e un me cori s'arricchiava. C'è posto più, mi chigi come a mia e come a Dio. Giovani che restano delusi, i vecchi che restano confusi, politici che arrobbano che già, e andati non ci resta che pregare, scappano in tutti i paesi. Cominciare una nuova vita, lasciando la sua terra di dietro, abbandonata pure da San Pietro. Comune tutto chino di orrori, non c'è niente proprio più da fare. Se levassimo le armi di mezzo, potessimo salvare qualche pezzo. A terra non nascivo, un sole che perdevo, dove sta? A me città, dove sta? Bene, questo è l'immagine di Francesco Cremone, A terra un nascivo. Parlavamo prima con Simone e Angelita dell'importanza della prevenzione, nel particolare Simone diceva insomma, che forse una frase fatta che non colpisce un po' più. No. Cosa bisogna fare allora, Simona Caresi? Allora, ovviamente quello che bisogna fare ormai lo sappiamo quasi tutti, dobbiamo cercare di fare più sport, più passeggiate, perché si è visto che una passeggiata di circa 20 minuti nei predisposti riduce del 20% la possibilità di fare un infarto. Quindi lo stile di vita, lo stile alimentare è quello che dobbiamo cambiare. Le cose le sentiamo, non si può morire di ignoranza, è assurdo, nel terzo millennio è inammissibile pensare che noi possiamo in qualche modo fare sordi.
altri, assolutamente. Quindi dobbiamo veramente volerci bene, conoscerci, osservarci, capire i nostri cambiamenti e dare insomma un po' una regolata a quello che facciamo. Anche perché quando andiamo lì a fare un po' di prelievo e la biologa poi ci dice 240, sì. tutti i valori sono un po' alti, non va bene, Angelita, non va bene. No, va bene assolutamente, bisogna mantenere i propri valori nei range normali. Dalla tua esperienza, insomma, noi l'abbiamo capito che bisogna cambiare stile di vita o no? Sì, bisogna cambiare stile di vita. Siamo Ma molto l'abbiamo capito noi? La maggior parte sì, perché poi andiamo a sbattere, ecco, quello è la realtà, quindi bisogna un po' cambiare anche le abitudini, bisogna anche fare come facevano, si parlava di antichi, come facevano gli antichi, camminavano, stavano più all'aria aperta, la bicicletta, ecco, la bicicletta non la prendiamo più. Non facciamo le lunghe passeggiate perché siamo presi dal vortice della vita, dal nostro lavoro, dalla corsa e ci manca il tempo, non sappiamo più cosa fare, come dividere il nostro tempo durante la giornata. Nel particolare voi, insomma, siete attivissime anche nel promuovere la donazione del midollo osseo. Perché, sì. Simona? Allora, perché intanto i casi di leucemia, soprattutto la linfatica acuta, sono molto frequenti ancora nei bambini. Una causa vera e propria non la si conosce, probabilmente sono degli errori del nostro libro, il codice genetico, e possono essere causati, noi abbiamo studiato, da radiazioni, o comunque ci sono delle cause che portano a questa ematologia maligna, però di fatto esistono ad oggi e a tutt'oggi per fortuna le terapie attraverso il trapianto del midollo osseo. Però quello che ho potuto appurare io insieme alla mia compagna di viaggio, sia professionale che per altre cose di cui spero parleremo, abbiamo dovuto appurare che molti giovani non conoscono cosa sia la differenza che passi tra midollo osseo e midollo spinale. Anche i genitori, è lì un'errata comunicazione. Il midollo spinale è una struttura centrale periferica che si prolunga, cioè il cervello, diciamo così, che entra a far parte della colonna vertebrale. Non c'entra niente col midollo osseo. Ancora oggi la gente fa questa confusione. Il midollo osseo è quello che c'è nell'osso buco, insomma. Esatto. Bravo, è proprio lì. Allora hanno paura perché pensano ancora alla risposta che ci siamo sentite dire, ma questa puntura a livello lombare ci può causare una paralisi. Cioè non c'entra nulla il midollo osseo. Il midollo osseo si trova nelle parti prossimali alte delle ossa lunghe, quindi degli omeri, dei femori, insomma, voglio dire. E poi vuoi salvare una vita rimanendo in vita? Un bambino che diventa il tuo gemello genetico, che avrà le tue stesse caratteristiche genetiche, una mamma che si salva e può crescere i propri figli. Il problema è che noi abbiamo integrato dentro due geni e questi geni sono egoisti. Noi dovremmo abbattere questi geni egoisti e cercare di dare l'alter, cioè l'altruismo. L'altruismo è solidarietà. Solidarietà è pensare anche a chi non sta bene come noi. Sì, forse però è un po' più facile, insomma, l'abbiamo più capito meglio il discorso della donazione del sangue, perché forse magari è più facile, no, Angelita Butera? Cioè vai a fare un prelievo, 0 negativo, AB positivo, insomma è molto più facile. Forse col midollo c'è qualche procedimento diverso? No, alla fine è sempre una donazione di sangue midollare, quindi è possibile la donazione con la feresi, come si fa la donazione della sacca di sangue, così anche la sacca di cellule totipotenti che servono per essere impiantate in un ricevente. Quindi dopo una somministrazione di stimolatori è possibile donare una sacca che contenga delle cellule che possono salvare la vita. Cioè non quindi, c'è anche il midollo. Il gruppo sanguigno tipizzato, abbiamo anche il midollo osseo tipizzato? Certamente, viene fatta la tipizzazione al donatore, viene riconosciuto il suo codice fiscale che viene inserito in un registro nazionale dei donatori di midollo, perché parliamo di donazione di midollo, iscrizione al registro di midollo, quando un paziente che si ammala non trova il suo ricevente nella famiglia, quindi è una donazione volontaria da donatori che si iscrivono al registro donatori di midollo. E l'età compresa, dobbiamo dirla, è tra 18 e 36 anni non compiuti e soggetti in buona salute che abbiano un peso superiore ai 50 anni.
ci si iscrive al registro, si fa un prelievo e viene tipizzato, e poi qualora venga richiamato si fa un altro prelievo per vedere la compatibilità donatore ricevente. Come siamo in provincia di Agrigento? Allora, in provincia di Agrigento Siamo pigri qualche come anno... al solito? Allora, vabbè, io e Angelita da sole in piazza, megafono, fermare la gente, chiedere dove infilare una spina dentro... Esatto, cioè veramente da sole ci siamo date da fare, abbiamo contattato ragazzi, abbiamo spiegato cosa fa il midollo osseo. Diciamo, il midollo osseo è grande produttore di quelle delle cellule che ci consentono di vivere, cioè globuli rossi, globuli bianchi e le piastrine. Poco fa Angelita citava le cellule totipotenti. Attraverso questo sangue noi con queste cellule totipotenti cosa raggiungiamo? Che da sole sono intelligentissime, entrano e si vanno a collocare nei punti dove si fermano e lì si differenziano in tutte le cellule di cui abbiamo bisogno, nel qual caso della leucemia appunto dei globuli rossi, dei globuli bianchi e delle piastrine. Mi sembra quel cartone animato del Piccolo Medico, no? Che ci spiega tutte le cose. Ma è così che deve avvenire la comunicazione, perché se tu non comunichi facendo capire, io potrei parlare in maniera difficile, conosco il mio tecnicismo scientifico, ma non lo faccio, perché altrimenti chi ci sta a guardare che cosa capisce? Cosa arriva dall'altra parte? Allora faccio cultura solo per darmi delle arie perché sono medico, ma assolutamente no, io devo comunicare con voi, con coloro i quali non hanno studiato medicina e aspettano me per capire quello che si deve fare per evitare di ammalarsi. Ma gli agrigentini sono rispondono. propensi? Allora, noi ci siamo dati da fare, abbiamo anche acchiappato il nostro sindaco Filetto, abbiamo fatto un video dove l'abbiamo costretto a recitare con una palla rossa in mezzo a noi due, e lui, devo dire che è stato molto intelligentemente, si è prestato, lui si presta a queste cose ed è importante. Dopodiché abbiamo spiegato un po' e abbiamo avuto più successo rispetto a altre città della regione Sicilia. Ecco, sarà stato il nostro fascino. Non lo so, ci scherzo su, dai, ecco. Mi fa piacere vedere anche questo entusiasmo, anche perché forse un po' tutti, specialmente in questo periodo, ci troviamo a combattere, a condividere o comunque ad avere purtroppo delle situazioni non tanto felici in famiglia, e magari ci accorgiamo dell'importanza quando tocchiamo il male con le mani. Allora, intanto il medico, per poter capire un paziente, anzitutto si deve mettere sempre dalla parte del paziente e ricordare che quel che sta vivendo attraverso il paziente può capitare anche a se stesso e alla propria famiglia. Questo è importante. C'è un sentimentalismo nella missione medica che non va mai trascurato. Ovviamente non tutti noi medici siamo bravi nella comunicazione, è un fatto anche caratteriale. C'è anche lo scontroso, c'è anche il non comunicatore, per carità, però per fortuna rappresentano una minoranza, perché noi ce lo insegnano come dobbiamo in qualche modo relazionarci con la gente. Per fortuna avete anche gli infermieri che vi aiutano, esatto. Salvatore Chipilli. O no? E lui si presta moltissimo anche a questo. No, io mi allaccerei alla frase dell'ignoranza, perché una cosa molto importante è fare cultura, perché la popolazione deve capire, deve sapere che esiste anche questa problematica sempre, non solo quando viene toccato personalmente. E poi un'altra cosa, un'altra frase che mi ha colpito è il rispetto delle regole. Il rispetto delle regole è anche questo fondamentale, perché parlando per esempio di Max Emergenze, che è il tema che noi abbiamo trattato recentemente, un caos enorme deve diventare un caos controllato. Purtroppo, lasciandomi poi all'ignoranza, la gente non lo sa che esiste una regia, quindi magari si va tutti verso delle direzioni che non bisogna prendere, perché le max emergenze sono eventi imprevedibili, ma i siti possono essere anche in continua evoluzione. Parliamo di terremoti, parliamo di esondazioni di fiumi, parliamo di anche max incidenti stradali. Quindi mi ricordo, io stesso vado a fare, ed era un banale incidente di auto, una ragazza che aveva cappottato con la macchina, un ragazzo si lancia per aiutarla, la ragazza non si era fatto nulla, abbiamo soccorso lui, la ragazza per lo shock, perché poi fondamentalmente non si era fatto nulla, ma lui perché con i vetri
era estate, si era tolto le ciabatte e aveva tutti i piedi pieni di vetri dell'auto. Bisogna anche sapere cosa fare. Quindi perché esiste anche il personale di soccorso ed esiste il personale di salvataggio. Quindi alcuni siti devono essere messi in sicurezza prima dell'azione del personale di soccorso. E nelle maxi emergenze il rapporto vittime-personale che va a soccorrere e sicuramente le vittime sono maggiori, per cui ci deve essere necessariamente una regia che è capace di avere dei risultati eccellenti rispetto alle situazioni che si vengono a creare. In questo incontro che avete fatto voi, quindi avete un po' cercato di fare il punto della situazione, quali sono le varie forze in campo, come muoversi e come coordinarle soprattutto. Noi dobbiamo innanzitutto ringraziare Giubbe d'Italia, lo voglio dire, perché ci ha fornito delle tende, un PMPA, un posto medico avanzato, una tenda radiomobile, poi la Croce Rossa, le Misericordie, l'AMPAS, ma soprattutto delle prove pratiche, allora, abbiamo fatto anche delle dimostrazioni pratiche. C'era il dottore Palmeri che ha portato la tenda di decontaminazione, ma soprattutto la dottoressa Bartoli, che è la referente delle maxi emergenze in Sicilia, quindi la regia parte da lì, quindi dottoressa Bartoli, Protezione Civile, Croce Rossa, quindi sono tutti agganciati. Un'altra cosa che manca ad oggi nel nostro territorio ed è quello che noi faremo con l'egidia del prefetto, che è stato molto disponibile, ha fatto anche l'apertura dei lavori. Noi creeremo dei first responders, non sono altro che delle persone normali, possono essere soccorritori, infermieri o chiunque abbia voglia di farlo, perfettamente addestrati per intervenire per primi quando si trovano in una situazione di maxi emergenze, perché può essere anche una situazione che si può anche prevedere. Immaginiamo per esempio la crepa su un muro di un palazzo, che quante volte abbiamo visto il palazzo che crolla, che cede, e lì le vittime sono esagerate. Quindi agire tempestivamente per cercare di sloggiare tutti gli abitanti di quel palazzo può salvare le vittime prima ancora dell'intervento stesso, quando succede l'evento disastroso. Ogni elemento deve sapere quel che deve fare in quel caso, ma è anche importante chi gestisce, chi tira le fila. Salvatore. Sì, allora noi quando ci sono delle maxi emergenze sicuramente si allerta subito la prefettura, quindi la prima telefonata che arriva sarà adesso al 118, poi voglio spendere una parola sul numero unico 112 che a breve noi avremo e che la popolazione ancora non sa. Cioè a breve non si chiamerà più il 118, il 112, il 113, ma si chiamerà un numero unico, stiamo parlando di fine maggio, che è 112 per tutte le emergenze. Tipo il 991 in America. Esatto, già in alcune regioni d'Italia è attivo e sarà attivo da noi a fine maggio. Quindi attraverso questo numero si contatterà, ad oggi si contatta per qualsiasi emergenza il 118 poi è collegato con tutti i centri dove ci sono le ambulanze e questi comunicano con gli ospedali, comunicano con il Dipartimento di Protezione Civile, quindi è tutta una rete capillare. Quando la gente arriva dice ma non arriva nessuno, ma avvisate, chiamate questo, già si sono attivati, ma per partire una colonna mobile da per esempio la tenda di decontaminazione a noi dimostrativa, ma ci è arrivata da Palermo ed era un camion con annesso una specie di roulotte contenente la tenda, quindi non è che un mezzo che è un elicottero che arriva, esistono anche gli elicotteri. Il tempo anche di spostamento, di raggiungere il luogo della necessità. Certo, però come primo approccio ci saranno sicuramente in questi casi purtroppo disastrosi i vigili del fuoco, che vorrei salutare perché il comandante è venuto a farci una relazione
al nostro intervengono convegno, su tutto i vigili del fuoco, e intervengono proprio su tutto. Sono dal quelli che portone rischiano, chiuso a casa, dal gattino sull'albero, esatto, al morto. sono quelli che rischiano in prima persona, perché sono quelli che proprio gli addetti, i primi. Hai parlato pochissimo della tua professione di infermiere, perché? No, non ho parlato pochissimo, perché l'infermiere è dentro questa situazione. L'infermiere è quello che prende in mano l'ammalato in tutte le situazioni. Stavamo parlando di emergenza, l'infermiere c'è. Se parliamo di territorio, l'infermiere c'è. Se parliamo di ospedale, l'infermiere c'è. C'è l'infermiere anche in polizia, nelle forze armate. Quindi la professione infermieristica abbraccia qualsiasi situazione. Poi, ne vorrebbe uno pure la dottoressa Butera di infermiere. Se parliamo di midollo, l'infermiere c'è perché fa il prelievo, quindi parliamo in questo caso di carenze, quando carenze non ci sono, nel senso che esistono gli infermieri, ma pochi sono quelli che sono impiegati negli ospedali. Questo lo stiamo dicendo, lo sappiamo, lo viviamo giornalmente, ed è per questo che noi come coordinamento regionale siamo un pungolo costante al fianco dell'assessore Razza, e speriamo sempre. Io l'ho detto sempre, noi non molliamo. Su tutto le finanziarie regionali o nazionali possono intervenire, tranne che sulla salute e sulla cultura. Dai, queste due branche non si devono assolutamente toccare. Meglio un infermiere che aspetta lì senza far niente e non un paziente che aspetta che arrivi l'infermiere. Ma non c'è mai un infermiere che sta lì senza far niente, perché se l'infermiere sta lì senza far niente vuol dire che non ci sono ammalati. Quindi è chiaro che non si può far nulla, perché o forse ci sono i giusti malati ma non ci sono gli infermieri. Ecco. forse va al contrario. Il numero è diverso, Stefano, abbiamo parlato di questa bella esperienza del 2019, ha coinvolto tantissimi studenti, ne parliamo da tanti anni. 1, 2, 3 scuole a indirizzo musicale, invece adesso le scuole a indirizzo musicale sono una parte veramente importante nel panorama, nell'offerta formativa della scuola nell'Agrigentina e non solo. Sì, penso che siamo tra le province italiane che hanno in proporzione che hanno il maggior numero di scuole per popolazione. Noi ora abbiamo, mi pare che siamo arrivati a quota con queste nuove istituzioni di scuole, perché si parla di 3 o 4 o 5 scuole, dovremmo essere intorno a 40 scuole a indirizzo musicale su 41 comuni, e quindi già diciamo che poi abbiamo diverse scuole sui comuni più grandi. Sotto questo punto di vista siamo una provincia che importa manodopera. Agrigento, che notoriamente siamo in fondo a tutte le classifiche, noi importiamo manodopera, cioè ci sono docenti che arrivano da tutte le altre. Non ci sono docenti disoccupati, questo voglio dire. Praticamente ci saranno pure, ma noi abbiamo docenti che vengono da tutte le altre province, addirittura fuori dalla regione, che vengono qua ad Agrigento a trovare lavoro, perché c'è questo numero consistente di scuole a indirizzo musicale che è frutto di tanti anni di lavoro, di un certo tipo di lavoro. Voglio ricordare che in questa edizione di Euterpe quest'anno abbiamo istituito un premio al migliore solista, che è dedicato al dottore Lombardo, che è stato il nostro provveditore per tanti anni, col quale si è collaborato, ci sono state delle collaborazioni che hanno fatto sì che si creassero tutte queste scuole a indirizzo musicale. E a proposito di collaborazione, sicuramente Euterpe serve anche per rapportarsi e raffrontarsi con i colleghi che vengono qui da tutta Italia. Sì. Le varie esperienze, il vario modo magari di interpretare lo stesso problema. Diciamo che l'obiettivo principale è quello di condividere insegnanti e alunni un'esperienza che nasce dall'ascolto, nel proporsi e quindi nel proporre la propria musica, il proprio modo di suonare, e nello stesso tempo anche di ascoltare. Il primo obiettivo è quello, non è quello di arrivare primo, secondo e terzo, che è una cosa che noi sinceramente non gradiamo, questa competizione fine a se stessa. Proprio l'obiettivo è quello di lavorare un anno su un prodotto e poi confrontarsi con gli altri in maniera sana,
dicendo sempre che ogni scuola è diversa dall'altra, per storia, per caratteristiche proprio degli strumenti, perché ci sono scuole in cui c'è pianoforte, violino, flauto e clarinetto, altre scuole dove ci sono percussioni, ottoni, magari 2 cattedre, per esempio c'è un oboe, per esempio, scuola in cui c'è l'oboe, cioè il corno, quindi sono sonorità completamente diverse dove ci sono le chitarre. C'era il grande Milici che si lamentava che non c'era una scuola di organetto. Sì, lui ha ragione, però ci sta facendo, però dico, ecco, quello che sottolineiamo pure noi è l'importanza anche della diversità, laddove la diversità per noi diciamo che è ricchezza, cioè una scuola è diversa dall'altra, ma siamo ricchi di scuole. Siamo ricchi di musica, siamo ricchi di suoni, siamo ricchi di sound, e quindi anche questo è un altro aspetto. Quindi il confronto sano nella diversità, dove c'è il rispetto reciproco, dove c'è l'ascoltare e farsi ascoltare, dove c'è questa atmosfera di scambio sano, di bellezza alla fine, perché la musica è bellezza, perché ci troviamo in un luogo bello, perché qualcuno ha detto che la bellezza salverà il mondo, e allora perché no? E sono convinto che Euterpe è terminato ieri e il giorno dopo state già lavorando per il prossimo anno. Sì, ancora non è finito, perché ci sono, a proposito del lavoro che si fa, c'è tutta una serie di lavoro, perché finita la manifestazione poi ci sono le incombenze per rallentare, cioè che si devono fare, comporre borderò, sistemare gli strumenti che sono usciti, ringraziare le scuole, trasferire, mandare la documentazione da una parte all'altra, cioè ancora siamo nella fase in cui si lavora del precedente, poi incominceremo a pensare per la prossima, abbiamo già qualche idea per il prossimo anno, perché c'è bisogno sempre di dare nuovi stimoli, anche per noi stessi, per non fare la stessa cosa, e quindi già abbiamo qualche idea che porteremo a settembre insieme con alcune istituzioni scolastiche, porteremo come proposte, speriamo che vengano accolte nel migliore dei modi e che sia data la giusta attenzione. Voglio qua per esempio dire una cosa semplicissima: si è formata questa orchestra che è formata da 130 ragazzi, dell'orchestra quella regionale, sì, che è diventata una realtà. Noi corriamo il rischio che il prossimo anno, dopo che si è fatto tutta questa bella attività, corriamo il rischio che se non c'è un'istituzione in grado di sostenere le spese solo per il mantenimento, perché non ci sono spese, non veniamo pagati i coordinatori o altri, assolutamente no, però si corre il rischio che questa realtà, che ormai è una realtà, venga dispersa. E quindi anche lì ci sarà bisogno di chiedere a qualcuno se veramente si vuole occupare dei nostri ragazzi, se vuole valorizzare i nostri ragazzi, e lo vedremo, speriamo, nei prossimi mesi. Ce lo auguriamo. Francesco Cremone, abbiamo visto come tu hai un po' così rappresentato a terra un nascisti, ma com'è il tuo essere cantante e anche compositore? No? Uno deve avere un'ispirazione, deve pensare a una melodia, deve pensare alle parole da inserire nel contesto della canzone, insomma, qual è la tua musa ispiratrice? Ecco. Tutto comincia dallo stato d'animo, come ti trovi. Comporre è come quando tu scrivi un libro, ma arrivano le parole, l'ispirazione tutte assieme, poi ci sono mesi e mesi che non riesco più a scrivere niente. Ho scritto molte canzoni, come Hasta la vista cala la pasta, che parla della nostalgia pure, l'emigrato che questa nostalgia canaglia, allora? Sì, sì, canaglia. Ha ragione Albano, tutti no? l'anno ne prepariamo per partire, a nostalgia sta forte, parlo sempre della nostalgia. Poi c'è questa Mare Sole che presenterò. Mare e sole sono proprio due elementi principali, sì, della tua terra. Ecco. Quella l'ho scritta proprio quando mi trovavo il primo mese in Germania, a novembre. Altro che mare e sole, insomma. Novembre. Chissà quando. C'erano 2 mesi il cielo proprio nero. E là dico, Madre Santissima, dove mi trovo qua? Non solo che c'era il problema del parlare, c'era il problema del freddo, c'era il problema che non mi sapevo proprio regolare più. Ero come un pesce fuori dall'acqua. Io ero pescatore subacqueo, facevo tutta l'attività nel mare. Lì sei diventato teutonico. E dici, mare, sole, ti ho lasciato per amore. Bene, la vogliamo ascoltare allora? Pregherei anche Piero di alzarci un po' il volume perché vogliamo gustarcela bene la musicalità. Allora, Mare, Sole, Francesco Cremone qui a Target.
preferiti quando t'alzi la mattina, grigio di questo cielo, non eccetto quello mio. Ricordo quando partì e ho lasciato il mio mare, sentimento troppo amaro per poter dimenticare. Sole, 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 t'ho lasciato per amore. Mare, 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 non ti posso mai scordare. Il sole è tutto, è la mia vita, senza di lui per me è finita. La mia batteria si è scaricata, come farò? Il cielo sempre qui è malato di malinconia, si vergogna del suo passato e gli manca la fantasia. Le nuvole sono tante, milioni di milioni, sono le anime dei nostri morti, uccisi senza un fiore. Volano sempre quassù, sopra la nostra città, e ci pisciano sempre addosso, è la loro libertà. Sole, 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 t'ho lasciato per amore. Mare, 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 non ti posso mai scordare. Il sole è tutto, è la mia vita, senza di lui per me è finita. La mia batteria si è scaricata, come farò? Prigioniero delle anime che non ti lasciano passare. So che voi siete tristi, anche che siete incazzati, ma io non ho colpa se vi hanno ammazzato. Sole, 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 t'ho lasciato per amore. Mare, 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 non ti posso mai scordare. Il sole è tutto, è la mia vita, senza di lui per me è finita. La mia batteria si è scaricata, come farò? Il sole è tutto, è la mia vita, senza di lui per me è finita. La mia batteria si è scaricata, come farò? Come farò? Brava questa bella musicalità, questo ricordo del mare, del sole, insomma, che nessuno ci potrà comunque rubare. Grazie Francesco, e ci avviamo alla conclusione, ma ancora ho due cose da far dire ai nostri ospiti. Pochissimi secondi a Vincenzo Patti per parlarci di questo nuovo progetto all'interno del carcere. Non è una cosa brutta, è una cosa bellissima, anzi. Vincenzo, di cosa si tratta in poche parole? Io sto venendo dal carcere. Ti hanno lasciato libero, sì. E mi hanno lasciato libero. Devo dire che è una esperienza notevole che mi mancava, veramente. Questa di oggi è già la quarta lezione e devo dire che mi trovo abbastanza bene perché sono veramente entusiasti. Io non me l'aspettavo, onestamente. Stai dicendo di quello che provi tu, ma non abbiamo detto cosa si tratta, ovvero grazie alla collaborazione con il Centro Culturale Guttuso, il maestro Vincenzo Patti sta tenendo un corso di pittura all'interno del carcere di Agrigento con i detenuti del settore di massima sicurezza che hanno accolto questa iniziativa proprio con entusiasmo. Con entusiasmo, e ti devo dire che riescono a produrre tantissimo. Tant'è che l'album da disegno che graziosamente la presidente del centro Renato Guttuso ha dato, perché è lei che ha sostenuto questo corso,
già è quasi tutto pieno. Faremo una mostra, Vincenzo? Non lo so questo, perché io non posso anticipare cose. Certo, anche perché è un luogo particolare. Tutti quindi, certo. sono luoghi particolari. Però l'importante è che loro lo fanno con amore. Quello che conta è che loro, insomma, lavorano, producono e lo fanno veramente con il cuore e mi ascoltano, perché purtroppo, vedi, anche se io la teoria si deve fare. Perché certo, è già gli anche elementi fondamentali per si un fatto devono anche culturale. Tu parli della teoria dei colori. Oggi per esempio io ho parlato della teoria dei colori, le sensazioni che emanano i colori. Loro forse invece vogliono andare subito sul Subito pratico, loro vogliono andare al dunque, però ti ascoltano. Abbiamo addirittura parlato della prospettiva, insomma, poi in fondo, voglio dire, a loro questa prospettiva non è che ci può interessare tanto, è giusto? Però sono riuscito per giunta a parlare della prospettiva. Bene, a termine del corso magari ci informerai su come è andata, Vincenzo, va bene? Su quello che è successo. Simona e Angelita, oltre a essere delle serie brave professioniste, ogni tanto insomma si divertono a salire sul palco e ad essere illuminate dalle luci della ribalta. Il lavoro che li vede per il momento protagoniste assieme ad altri sono sempre uccelli senza zucchero. Senza Simona, tradurre. Simona, che cosa fai? Fai il medico anche sul palcoscenico, no? Assolutamente sì, è un'autosfottuta generale, cerchiamo di ironizzare anche su alcune patologie e comportamenti, ci divertiamo. Ecco, qua peccato che non si senta l'audio, perché questo era lo possiamo fare sentire forse. Però dall'inizio, perché no, dall'inizio ce era lo commenti tu, dai Simona. No, perché era particolare, comunque vabbè, fa lo stesso. Allora, schiariamoci le idee. Come in medicina ite sta piccoletta, la scritta che completa, dietista, staconista, come dentista, come estetista, come autista, dietista, laurea magistrale a scuola della moda con specialistica di 3 giorni, 98 secondi e 4 minuti. E bene, questo è la chiariamo le cose, giusto Simona, chiariamo le cose. Allora, mi sono permessa di spottere tutte le categorie, tutte, dal medico allo psicologo, al dietologo, al dietista, all'avvocato, insomma ci siamo divertiti, autoironia alla base dell'intelligenza, il sorriso aiuta a vivere meglio, ecco. Ma guarda Angelita, e che cosa fai? Angelita, ma capisci che si a target, pare mezzanotte, non ho capito, però, cioè sembra dentro una camera mortuaria, non ho capito se è un molto o un balatone come può essere. Rispondi a tono, Angelita, rispondi può a tono. essere che sono del balatone del mortuario. Quindi Peppino, come vedi facciamo anche questo, ci divertiamo. La Posta Vecchia vi ha ospitato, insomma. No, però guarda, io ho cercato di mettere insieme le esperienze che ho avuto con i pazienti a Palermo, dove io ho lavorato 14 anni. Una volta è venuto un paziente e mi ha detto: dottore, mi fanno male i polmoni. Che fai a quel punto tu? Allora, ecco, là ci devi scherzare, no? E tra l'altro io faccio la dottoressa che è diventata famosa da Agrigento, Lucia, specialista in urologia, che ha visita il prostate. Quindi questo che ti devo dire? Facciamo possiamo andare a rivedere questo spettacolo, Angelina? Certo, stiamo programmando le repliche e gli spettacoli, speriamo estivi, e a novembre penseremo di essere di nuovo alla Posta Vecchia. Vorrei dire soltanto una cosa, faremo queste repliche perché la gente dopo 2 ore a ridere non si voleva alzare e questo è stato per noi un grande successo, ma devo ringraziare i nostri attori e il coautore che è bravissimo, lui dal Varietà della RAI, Franco Capitano, i testi sono di Franco Capitano e di Simona Carisi, la regia è mia, ringrazio Peppe Sciortino e Franco Sodano e Angelita Butera, l'avvocato Alessandro Patti, la cui partecipazione straordinaria è stata davvero straordinaria, e più di questo che ti devo dire, vi voglio vedere tutti al teatro. Sicuramente vedremo.
Ok. Chiudiamo il nostro appuntamento con il salutare e ringraziare i nostri gentili ospiti e poi avremo diciamo un finale, una sigla ancora una volta dal vivo, ce lo dirà poi direttamente il professore Stefano Tesè. Grazie della presenza e della partecipazione a Francesco Cremone, il cantautore. Il tuo saluto, Francesco. Io auguro che la Sicilia si riprenda. Questo riciclaggio un po' in ritardo, ma io ho visto che c'è molta gente che non gli interessa niente. Speriamo in bene invece. Saltiamo Stefano perché ce lo riserviamo per ultimo. Grazie della presenza e della partecipazione a Salvatore Occhipinti, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Agrigento. Bene, io saluto tutti e do appuntamento alla prossima manifestazione di piazza col prefetto, ma soprattutto a settembre. Abbiamo una tipologia di... faremo una formazione diversa rispetto ai canoni soliti. Va bene, Esatto. tienici informato. Grazie a Angelita Butera, biologa e abbiamo visto anche attrice. Sì. Il tuo saluto, Angelita. Stavo dicendo una cosa, che questa non è la mia voce, è un poco bassa perché sono andata domenica al concerto e c'erano gli ulivi ed ero allergica, ma la mia voce era quella che era presente là nel video, molto squillante. Grazie a Simona Carisi, medico e attrice, giornalista, presentatrice Motociclista, e motociclista. anche vignettista. Anche Maestro, vignettista. posso venire? Un saluto particolare, Simona. Un saluto particolare da te. Un saluto particolare da parte mia a chi? Non lo so, vedi tu, hai il telespettatore, ha un Allora, appuntamento. se di prostata non volete perire, ho spettacolato a venire. Grazie al maestro Vincenzo Patti, al suo grande lavoro e al prossimo Profumo di Primavera. Ma il saluto che voglio dare io è molto breve. È il titolo di una prossima collettiva di pittura, Vieni e dipingi come piace a te. E allora Stefano Tesè, per ringraziarlo della presenza e della partecipazione e per introdurci anche il momento finale della controsigla dal vivo. Grazie Stefano Tesè e grazie a tutti quelli che hanno lavorato per Euterpe. Grazie a voi per averci ospitato e speriamo che questi momenti possano continuare nel tempo, perché significa che Euterpe continua, perché significa che la musica continua ad avere l'attenzione che merita e che i ragazzi possono crescere meglio anche attraverso la musica. Prima c'era Gabriele Melilli. Prima c'era Gabriele Melilli, che è un alunno di terza media, e oggi mi sono così permesso un piccolo lusso, nel senso che sto introducendo un ragazzino di prima che ha cominciato da zero. Allora, ecco. Sì, ha cominciato proprio da zero lo studio del violino. Il violino è uno strumento difficilissimo. Assolutamente, soprattutto all'inizio è forse lo strumento più complicato, più complesso, però abbiamo voluto premiare questa sua voglia di esserci e quindi proponiamo un brano, chiaramente ripetendo che è un ragazzino di prima, che è uno strumento difficile, proprio per dire che da dove si inizia e quanto sacrificio ci vuole anche per ottenere qualche nota che sembrano, ormai siamo abituati a premere, a pigiare, a cliccare e viene fuori un monte intero. Ancora con la musica si comincia con olio di gomito, con impegno, e dobbiamo recuperare anche il valore dell'impegno e dello studio fino a se stesso, che è una cosa che ha un alto valore educativo, e lo studio dello strumento è una palestra utilissima per tutti. Bene, Vincenzo Farrugia e il violino. Tu l'hai detto all'inizio che fai il presentatore, fai il professore, fai anche l'assistente di studio. Sì, prepara allora tutto lo studio con lo spartito e tutto, e credo che anche Stefano accompagnerà al pianoforte il ragazzo che entra qui, Vincenzo Farrugia. Sì, Vincenzo Farrugia. Dobbiamo mettere anche il microfono. Sì, il microfono. Volevo dire che il nostro violinista è accompagnato dal suo professore, che è qua, e si chiama Dino Genovese, che è un mio collega. E che cosa seguirà? Eseguirà un concertino di Curci, mi pare era? Sì.
preghiera. In una preghiera di Curci, sì. Va bene, allora siamo qua, Stefano Tesè, maestro, prende posto, ci fa anche l'assistente di studio per il violino di Vincenzo Farrugia, e per ringraziarvi, scusa Piero, non so dove guardare, però mi sentono sicuramente, ecco, guardo nell'altra telecamera, mi sentono sicuramente, perché è stata una bella puntata, un po' più lunga del solito, ma abbiamo parlato e discusso di cose veramente importanti, e vi ringrazio e vi lascio con Vincenzo Farrugia al violino, accompagnato dal maestro Stefano Tesè al pianoforte. A voi.